nome tuo dalle terre più floride, dove tutto sembra vivere, lode al nome tuo. Lode al nome tuo dalle terre più aride, dove tutto sembra sterile, lode al nome tuo. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo, e quando scenderà la notte sempre io dirò benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo, benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Lode al nome tuo quando il sole splende su di me, quando tutto è incantevole, lode al nome tuo. Lode al nome tuo quando io sto davanti a te, con il cuore che sembra dire, lode al nome tuo. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo, e quando scenderà la notte sempre io dirò benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo, benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Buona domenica a tutti e benvenuto Eccellenza. Grazie per la sua presenza anche a questo campo scuola dell'Azione Cattolica. In questi giorni sono stati presenti una settantina di volti che hanno rappresentato e rappresentano la vivace intergenerazionalità della nostra associazione. Fratelli in campo è il titolo di questo campo adulti e famiglie. Con attività e riflessioni ci siamo messi in gioco sul tema della fraternità nelle diverse dimensioni, relazionale, di famiglia, nella coppia, nel mondo del lavoro e dell'economia, ma anche all'interno delle nostre comunità religiose e nella nostra fede. Siamo stati accompagnati da tanti fratelli nelle varie attività. In particolare vogliamo ricordare Don Andrea Foreste e i responsabili associativi nazionali dell'area Famiglia e Vita, Iafti e Giulia, ma anche da lei, Eccellenza, questa mattina. Ora, con gioia, viviamo con lei e con tutti questa fraternità eucaristica. E la viviamo nel giorno del Signore, sentendoci uniti alle comunità della nostra diocesi, della Chiesa intera, che oggi incontrano il Signore risorto, che dona la sua vita, la sua parola, che ci fa Chiesa per la missione. Per vivere tutto ciò rinnoviamo la nostra fede, riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Pietà di noi, Signore.
Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore e Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo. Ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliachim, figlio di Chelchia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio. Signore, il tuo amore è per sempre. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo tempio santo. Signore, il tuo amore è per sempre. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Signore, il tuo amore è per sempre. Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Signore, il tuo amore è per sempre, non abbandonare l'opera dalle tue mani. Signore, il tuo amore è per sempre. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio! Quanto insondabili sono i suoi giudizi
e inaccessibili le sue vie? Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore. Ci sono due domande e due risposte. La domanda: chi dice che sia il figlio dell'uomo, rivolta alla gente. La domanda: voi chi dite che io sia, rivolta ai discepoli. E le due risposte sono diverse. La gente, Giovanni il Battista, Elia, Geremia, qualcuno dei profeti, i discepoli, nella persona di Simon Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ecco, sembrerebbe che la diversità sia legata a gruppi distinti di persone. La gente
i discepoli. In parte è così. Ma più in profondità, queste due diverse risposte abitano dentro ciascuno di noi. Dentro ciascuna persona che fa parte della fraternità che è la Chiesa. In fondo ci sono queste due risposte che talvolta convivono, talvolta entrano in conflitto tra loro. Chi è Gesù? Ogni tanto avremo la tentazione di dire: ma sì, è un bravo maestro, è un profeta, è uno che sa dirci qualcosa di importante, di bello, di buono, un buon esempio. E d'altra parte però sappiamo e sentiamo che non basta questo. E c'è dentro di noi anche la risposta: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Ecco, dentro di noi c'è questa. Qualche volta siamo più gente, qualche volta siamo più Simon Pietro. Almeno a me capita così qua. Il bello di essere Chiesa è che possiamo portare queste due diverse risposte che abitano in noi, che talvolta sentiamo in conflitto dentro di noi, portarle dentro una fraternità più grande e dire: beh, ecco, è nella fede della Chiesa che io mi riconosco, che io supero anche quella difficoltà che talvolta sperimento nel dire con piena consapevolezza, con piena adesione: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. La porto in una comunità più grande, la porto nella comunità dei discepoli, dei credenti, di coloro che si riconoscono nelle parole di Simon Pietro, e così posso affidare la mia fede alla Chiesa, non per deresponsabilizzarmi, non per quasi affidare ad altri la mia fede. La fede può essere vissuta solo come adesione libera, personale, però c'è una dimensione comunitaria della fede che va riconosciuta, va anche valorizzata. Credo in ciò che la Chiesa crede, anche quando magari sento la fatica di dire con piena lucidità: tu sei il Cristo e il Figlio del Dio vivente, che non vuol dire appunto affidare ad altri la mia fede, ma riconoscere che non posso essere credente se non con l'altro, con l'altra, con quella comunità di fratelli e sorelle che è la Chiesa. È la comunità, è la Chiesa che si vede come quasi ricapitolata, sintetizzata in Simon Pietro a dire: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Ed ora, come Chiesa che accoglie le parole di Simon Pietro e le riconsegna
di generazione in generazione, rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, della terra, di tutte le cose visibili e visibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi su Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, che muove nella gloria, giudicare i vivi e i morti. Il suo regno dalla fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Da Dio sono tutte le cose. A Lui rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera. Ripetiamo insieme: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché con Papa Leone e il Vescovo Riccardo continui ad annunciare il Vangelo a tutte le genti e a testimoniare Cristo per ogni uomo e per tutti gli uomini. Preghiamo. Perché la pace, dono di Dio e frutto della giustizia, possa regnare in ogni famiglia e in ogni nazione. Preghiamo. Per noi famiglie presenti a questo campo e per tutte le famiglie. Accompagnaci nei momenti di gioia e sostienici nelle difficoltà, affinché possiamo essere testimoni dell'amore e della fraternità nell'attenzione e nella cura verso l'altro. Preghiamo. Per l'azione cattolica possa essere sempre esperienza di famiglia, dove si dialoga, si condivide e ci si mette a servizio dei fratelli, della Chiesa e del mondo. Preghiamo. Signore, ti affidiamo le preghiere dei nostri bambini e ragazzi e le persone che a loro stanno più a cuore. Te le presentiamo nella forma di una vetrata che hanno realizzato ieri pomeriggio, affinché, illuminati dalla tua luce, possano risplendere. Preghiamo. Accogli, o Padre, queste preghiere, quelle che portiamo nel cuore. Salgano a te le nostre suppliche e scenda su di noi la tua grazia. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Creatore del mondo e fonte di ogni vita. Tu non abbandoni mai quanto hai creato con sapienza e, provvidente, continui a operare in mezzo a noi. Un tempo, con mano potente e braccio teso, guidasti Israele, il tuo popolo, attraverso il deserto. Oggi, con la forza dello Spirito Santo, accompagni sempre la tua Chiesa, pellegrina nel mondo, e la conduci nei sentieri del tempo alla gioia eterna del tuo regno, per Cristo, Signore nostro. Per questi doni di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo, ora e per l'eternità, membra vive del tuo Figlio. Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie, nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone, il Vescovo di questa diocesi Renato, il nostro Vescovo Riccardo, con tutti i Vescovi, i presbiteri e i diaconi e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e i Martiri, Santa Rosa da Lima e tutti i santi, per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, come fratelli e sorelle in Cristo, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò.
Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Ieri il Papa ha detto a Rimini: la pace oggi è gravemente minacciata. La scienza e la tecnica rischiano di generare uno squilibrio carico di conseguenze negative. Il nostro sguardo si volga all'artefice della nostra salvezza per generare una civiltà che nasca dalla verità e dall'amore. Nel nostro piccolo, in questi giorni, confrontandoci sulle diverse sfaccettature della fraternità e cercando di viverla qui a Cimacesta, abbiamo fatto dei passi, crediamo almeno, verso la meta di generare una civiltà dell'amore. Alla fine di questa celebrazione, che coincide con la fine del campo adulti e famiglie, oltre che ringraziare tutti i partecipanti che si sono messi in gioco, ci sentiamo di dovere un grande grazie al nostro Vescovo Riccardo, che generosamente è venuto a incontrarci dedicandoci tutta la mattinata. Altri ringraziamenti non possono mancare all'Azione Cattolica Diocesana, che con il suo presidente Enrico e il supporto di Elena hanno gestito la casa e l'organizzazione di tutti questi giorni, insieme alle relazioni con tutti noi e con gli ospiti, e al cuoco Luciano, che non so se sarà forse ancora, e a tutto lo staff, che in gran parte è qua, che ha garantito un'ottima cucina e la diligente pulizia di spazi e ambienti. Ricordiamo nuovamente anche chi ci ha aiutato a riflettere sui diversi temi affrontati: Don Andrea Forest, il gruppo musicale NAM, la coppia Giafti e Giulia, responsabili dell'area Famiglia e Vita dell'Azione Cattolica Nazionale, Lucia e Marina, che con Sant'Agostino ieri sera ci hanno fatto danzare, e un grazie particolare a Don Paolo, che ha svolto con competenza e dedizione il suo ruolo di assistente adulti e non solo. Sicuramente dimentichiamo qualcuno, ma ognuno si sente ringraziato per il suo apporto alla buona riuscita di questo campo scuola, che si è svolto in un anno importante per l'Azione Cattolica Vittoriese, che è arrivata, come sappiamo, a festeggiare i 130 anni dalla fondazione. E in questa estate ha visto più di 1000 persone, tra ragazzi, giovani e adulti, vivere qui a Cimacesta momenti di formazione, spiritualità e fraternità. Grazie a lei. Grazie grande anche da parte mia per queste occasioni, quella di oggi ma anche quelle precedenti negli incontri con i ragazzi, i giovani adolescenti, quindi gli educatori e tutto ciò che ruota attorno a Cimacesta. Ecco, l'augurio grande è che l'Azione Cattolica possa continuare nella sua testimonianza, nel suo servizio, e un saluto, un ringraziamento particolare ai chierichetti che hanno fatto il suo servizio, ai ragazzi che hanno allietato con il canto questa nostra celebrazione. Un saluto anche a chi ci ha seguito tramite la tenda TV, che ci permette di tenere i contatti con altre comunità, con altre persone, e la benedizione si estenda a tutti voi, a tutte le vostre famiglie, all'Azione Cattolica Diocesana. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Mi hai chiamato